Come sta la sanità nel comprensorio del Tigullio e a che punto è il percorso di attuazione del piano sociosanitario regionale? A queste e altre domande hanno provato a rispondere l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale e la direttrice dell'ASL 4 Bruna Rebagliati nel corso di un incontro che si è svolto all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Tema centrale della serata la riforma regionale che tra le varie cose riassegna e ridistribuisce i compiti delle tre strutture ospedaliere del Levante, Rapallo, Lavagna e Sesti Levante, in attesa che quello contenuto nei documenti scritti diventi realtà, necessario a questo proposito l'approvazione in regione dei piani operativi di ciascuna azienda, passaggio formale previsto per i prossimi giorni. Dalla direzione generale è stato confermato lo schema progettuale per una completa integrazione dei tre poli sanitari del Tigullio. In particolare avremo il nostro ospedale di Lavagna, che è il nostro ospedale dedicato all'emergenza-urgenza, sede di idea di primo livello, all'interno del quale devono essere collocate tutte le strutture che sono indispensabili per dare una risposta concreta e corretta all'emergenza. Abbiamo l'ospedale di Rapallo, che è il nostro più bello ospedale, l'ospedale più nuovo, ha delle tecnologie incredibili all'interno del blocco operatorio con la centrale unica di sterilizzazione aziendale che deve essere valorizzato, e poi abbiamo l'ospedale di Sesti Levante, che è il nostro ospedale per acuti, perché manterrà all'interno una medicina, tutta l'area oncologica, ma che dovrà vedere il suo orientamento fondamentale nella riabilitazione a tutti i livelli, ma anche un'unità degenza infermieristica e un progetto che stiamo facendo con i medici di medicina generale per una gestione di posti letto diretti dagli stessi. Tra le sperimentazioni annunciate nel corso della serata anche quella degli infermieri di comunità, personale sanitario a stretto contatto con il malato nell'ambito del proprio domicilio, il cui primo territorio di attuazione sarà la Val d'Aveto. Tornando sulla costa è stato confermato l'ampliamento dei posti letto dell'Hospice Chiavarese, l'apertura a breve a Lavagna della Palazzina che ospiterà il centro di salute mentale, operazione questa che darà il via all'ampliamento del pronto soccorso. Nel corso della serata sono stati diversi gli interventi del pubblico presente che ha messo al centro della discussione il tema delle case della salute, per le quali ad oggi le risorse per implementarle non ci sono, ha confermato l'assessore, e dei tempi di attuazione di una riforma ad oggi solo sulla carta. Benvengano le osservazioni, le critiche costruttive, perché l'obiettivo di tutti è migliorare il sistema. Il sistema sanitario è complicato da muovere, le leggi, rispetto delle regole, rispetto dei conti, il blocco delle assunzioni del personale, ecco, sono tutti un po' paletti nel dare quelle risposte che i cittadini chiedono.